la giornata non la vuole finire proprio perché le cose stanno peggiorando un po' dappertutto. A parte lo Stromboli, l'Etna, il terremoto che c'è stato stamattina in Sicilia, ora un forte terremoto ha colpito l'Indonesia nel mare delle Molucche. Una scossa di magnitudo 6.9 che è stata registrata, diciamo, dall'IGV e purtroppo è stata emessa l'allerta tsunami. Per ora le notizie sono pochissime, quindi posso solo darvi quello che so, diciamo, che ci sta in giro. Le autorità hanno emesso un allarme tsunami per tutto il territorio, quindi il terremoto è avvenuto a una profondità anche di poco, quindi di 24 km. Quindi ragazzi 6.9, cioè quasi 7, con 24 km è davvero pesantuccio, diciamo. Quindi diciamo l'epicentro è dal mare delle Molucche tra Sulawesi e Maluku. Le autorità indonesiane hanno emesso l'allarme tsunami per tutte le comunità costiere vicine, quindi questo è quello che noi sappiamo. Sì, sì, anche stamattina in Sicilia c'è stato, sì, sì. Sì, sì, va bene, Giova, figurati. Allora ragazzi, sì, stamattina c'è stato il terremoto pure in Sicilia, come avevo già detto, all'alba di 2.9. Ora invece trovo questa... Ma non lo so Fabio, ti dico una bugia. Ora ho trovato questa notizia che quindi è recentissima, quindi... No, no, stamattina, questo è di stamattina il terremoto, invece lo tsunami è di adesso, è di 50 minuti fa è avvenuto questo terremoto, quindi in effetti è da poco, quindi non si sa nulla. Le autorità hanno emesso l'allarme tsunami, ma non sappiamo se rientra oppure no, non lo so ragazzi, hanno dato questo allarme però può darsi pure che rientra, poi non lo sappiamo, se non arrivano notizie, anche perché non ci sono tanti siti indonesiani dove poter vedere, capite? Non è come il sito americano, italiano, che ci sono più notizie, lì è difficile, quindi non posso dirti esattamente. Eh sì, speriamo che non ci sia stato, non lo sappiamo, purtroppo, ripeto, le notizie sono solo queste. Cioè anche tutti i siti meteo dicono solo c'è stato questo terremoto, c'è l'allerta tsunami e questo è quello che dicono tutti, la maggior parte. Hanno detto l'ipocentro, la profondità è poca, in effetti 24 km con una scossa di 7, quindi capisci? Molto probabile. No, Giovanni, ma poi i commenti sono tanti, figurati, se posso controllare tutti i commenti sarebbe quasi impossibile. Però non ti preoccupare, non fa nulla, tanto un commento in più. Non mi posso ricordare, arrivano a centinaia al giorno, quindi è proprio difficile. Ma comunque non ti preoccupare, non fa nulla. Quindi ragazzi, se saprò qualcosa in più io faccio un aggiornamento, purtroppo ho visto quasi in tutti i siti americani, indonesiani, c'è solo questo, che un forte terremoto ha colpito l'Indonesia. C'è l'allarme tsunami, non sappiamo se ci sarà oppure è stato rientrato, questo non si sa, però c'è stato, questo è poco ma sicuro, quindi sono 2 giorni proprio che fa paura tutto, lo Stromboli, l'Etna che si aveva riacceso, stamattina è successo il terremoto in Sicilia, mo questo qua proprio uno dopo l'altro. Sì, sì, l'Indonesia va bene, l'Indonesia è proprio ogni 2 o 3 capita qua. Ciao Marcella, ciao. Comunque ragazzi, questa è la notizia purtroppo del momento, se saprò qualcosa in più spero che rientri questo allarme tsunami purtroppo che c'è stato. Quindi speriamo che, perché davvero qua non si capisce più nulla fra Indonesia, Italia e Yellowstone.
No, King Hammer lo vedo un po' difficile il terremoto di 2.9 con l'Etna. No, perché questo è bello, che stamattina questo terremoto non c'entra nulla con l'Etna, capisci? Di solito è l'Etna che provoca il terremoto in Sicilia, ma stavolta non è stato il vulcano, capisci? Cioè c'è stata proprio la scossa e basta. Ciao Lupus, tieni ragione. Un guaio dietro l'altro. Quindi qua certe volte qualcuno dice qualche buona notizia. Ma è impossibile ragazzi, qua dove apri, buone notizie non ce ne stanno mai. Vedi, finisci di fare un video di un guaio e ne fai un altro. Ma ad esempio sono andato a vedere terremoti, che sono le cose che vado a vedere, oppure che ne so, eruzioni vulcaniche. 30 minuti fa, allarme tsunami in Indonesia, quindi non ci stanno santi ragazzi. Non è che trovo mai. Sì, lo so, King, ma che secondo me è perché ho messo i titoli in napoletano. Allora sicuramente a qualcuno non piace in effetti e se sono, non sono, si sono disiscritti diciamo. Però purtroppo ripeto, devo fare qualcosa di diverso dagli altri perché tutti quanti, vedi, mettono il titolo, poi io dopo lo cambio il titolo, lo faccio in napoletano, quindi sì, perché anche il napoletano, diciamo, per me è una lingua in effetti. Certo ho meno probabilità di ricerca su internet, però perlomeno capisci, è una cosa che ho solo io e non mi importa poi se nella ricerca su internet basta che stanno iscritti sul canale e lo vedono, capisci? Perché YouTube, te l'ho detto, ha fatto piazza pulita di tutti quanti noi per il fatto che le notizie, scriviamo tutti quanti le stesse notizie. Sì, sì, faccio l'aggiornamento King. Allora, perciò ho fatto questa cosa in napoletano, vedi, però inizialmente lo faccio in italiano, poi lo cambio il titolo e lo metto in napoletano, quindi sì, sì, dopo lo cambio in effetti. Adesso lo metto in italiano in partenza, poi faccio, diciamo, in descrizione e titolo in napoletano. Però quando faccio la diretta la faccio sempre in italiano. Ciao Masiak, quindi è solo perché voglio distinguermi dagli altri canali. Sì, sì, te lo prometto, King. Devo raccogliere un po' di informazioni però prima, quindi devo andare un po' sull'osservatorio live. A Giovanna se salta traduce. Vabbè, il sardo è come l'arabo, ragazzi. Mamma mia. Vabbè, ragazzi, ci sentiamo più tardi. Se saprò qualcosa in più su questo tsunami oppure terremoto in Indonesia, faccio subito un aggiornamento tra un'ora, 2 ore e poi faccio quello più tardi per il fatto dell'Etna. Ciao Marcello, ciao Ale, ciao King, ciao Masiak. Ci sentiamo più tardi, ragazzi. E speriamo che stavolta alle 23 sì, va bene, King. È di ferro. Ciao Ale.